La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto alla ceda dell'Armellina di Mareno di Piave, costato la vita all'operaio indiano Sankinder Singh, 60 anni, residente con la famiglia a Santa Lucia di Piave. Chiarita dal nucleo Spisa dello SDUE la dinamica dell'incidente. L'operaio stava lavorando su una scala a lato di una vasca per contenere il calcestruzzo ed è rimasto schiacciato dal carrello che lo stava spostando. Gli ispettori dello Spisar, intervenuti con i carabinieri della compagnia di Conegliano, hanno sentito tutti i testimoni mentre è stata disposta dal PM il trasferimento della salma all'obitorio di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico. Tempestivo l'intervento dei soccorritori, ma per l'uomo morto sul colpo non c'è stato nulla da fare. Sankinder Singh abitava con la famiglia a Santa Lucia di Piave, nella frazione di Sarano, dove ha lasciato un immenso vuoto. Un uomo buono che non ha mai dato fastidio a nessuno, un lavoratore arrivato in Italia nel 1999. Poche parole commosse dalla casa di Sarano che raccontano di un uomo semplice che si è sempre rimboccato le maniche per la sua famiglia, che con gli amici, una volta saputa la tragedia, è arrivata immediatamente nel luogo dell'incidente mortale. Non so, lui contento, tranquillo. Sì, lavoratore, gli piaceva lavorare, sì. no? Tanti anni. Quanto tempo era qui in Italia? Più di 30 anni. La notizia ha raggiunto anche il sindaco Fiorenzo Fantinel lontano da Santa Lucia, unanime il cordoglio dell'amministrazione. Non troviamo chiaramente le parole giuste per definire quanta tristezza alberga in noi in questo momento, a nome quindi dell'amministrazione comunale, anche mie personali, ma penso a nome di tutta la cittadinanza santalucese, sapendo di questa persona che era considerata davvero un grande lavoratore. Esprimiamo tutta la nostra sofferenza. Un fatto che ha subito scatenato la reazione di tutte le sigle sindacali che hanno condannato l'accaduto e che il sindaco condivide a sua volta. Tutto ciò che si può fare, dal legiferatore alle iniziative sulla sicurezza per quanto riguarda il luogo di lavoro, è fondamentale per dare dignità appunto alle persone. Si tratta del secondo infortunio mortale sul lavoro in provincia di Treviso dall'inizio dell'anno, dopo la morte lo scorso 29 maggio di un operaio macedone di 63 anni precipitato dal tetto di un capannone a San Biagio di Callalta mentre stava eseguendo una manutenzione.